Almeno 5.000 secondo gli organizzatori, oltre 2.000 secondo la questura. In ogni caso si tratta di un numero considerevole. Giovani, anziani, famiglie, tutti a Venezia con un solo obiettivo: depositare a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale, la proposta di legge affinché venga indetta la consultazione sull'indipendenza del Veneto. Vogliamo che si tenga il referendum per il 6 ottobre 2013, quindi per quest'anno, ripeto, se non saranno in grado di fare questi consiglieri, si è dimesso anche il Papa, può dimettersi anche Luca Zaia, può dimettersi Clodovaldo Ruffato e possono dimettersi tutti i consiglieri, voglio dire, non sarebbe una cosa grave per loro, sarebbe grave per i veneti se non lo facessero. La determinazione dei cittadini non manca, almeno secondo Indipendenza Veneta, che ora punta a costruire la volontà politica. Dal momento in cui la proposta di legge verrà protocollata, sarà infatti necessaria la sottoscrizione di 15 consiglieri regionali affinché si possa convocare un consiglio straordinario entro 2 settimane. E nel caso l'Assemblea di Palazzo Ferrofini dovesse poi approvare la proposta di legge, il referendum per l'indipendenza del Veneto potrebbe aver luogo già in autunno. Le eccezioni che si fanno oggi sulla possibilità di una legge regionale per indire il referendum sono delle scuse di soggetti che hanno una pusillanimità politica, una incapacità di vedere all'orizzonte, una non idoneità a gestire un progetto che è ambizioso, che è possibile, che è coerente e conforme con la legittimità internazionale del diritto all'autodeterminazione. Veneto, presente!